Sì, io sono Roberto Tinarelli, ho collaborato come consulente della Regione Emilia-Romagna dal 94 al 2005 per la definizione prima delle misure agroambientali rivolte a favorire la biodiversità e successivamente poi al monitoraggio. Sono stato ogni anno, così ho collaborato anche alla definizione delle disposizioni annuali applicative di queste misure e poi anche ho lavorato come altri alla realizzazione in campo di questi ambienti. E, sono disponibili anche alcune pubblicazioni su questa esperienza. Io ne ho portato una qui che potete richiedere in PDF a Veneto Agricoltura e è qui disponibile, ecco, relativamente ai risultati. Ecco, l'esperienza svolta dall'Emilia Romagna relativamente al ripristino di zone umide d'acqua dolce, possiamo dire che è stata unica in Italia. Unica perché ha interessato 4.400 ettari, quindi sia per superficie sia per numero di aziende coinvolte, sia per risultati, è veramente unica in Italia ed è stata anche molto singolare a livello comunitario, tanto poi da essere spesso citata, essere stati anche invitati molto spesso a convegni internazionali. In realtà questa esperienza si è svolta principalmente tra il 94 e il 2000 e poi le superfici che venivano interessate da queste azioni sono andate via via calando verso il 2006, poi successivamente al 2006 pressoché nulla è stato aggiunto e vi sono dei precisi motivi, ecco, andiamo a vedere, anche è interessante questa dinamica, vedere cosa è successo. Nel 2004 ad ogni modo, quando l'importo massimo della spesa, quando era, diciamo così, interessava le massime superfici di zone umide, ecco, annualmente il premio conferito, l'importo conferito come premio agli agricoltori che avevano intrapreso queste misure era annualmente di 3 milioni di euro, pari a circa l'1,1% dei contributi complessivamente erogati all'anno alle aziende agricole in Emilia-Romagna. Questo è un dato, tenetelo bene a mente, dopo poi vedremo. Ecco, vi dicevo dei risultati. I risultati sono stati misurati attraverso un opportuno monitoraggio che ha innanzitutto considerato come componente principale gli uccelli. Gli uccelli per le zone umide, intendo, perché sono quelli che ovviamente sono, grazie alla loro capacità di volo, sono stati in grado di colonizzare immediatamente gli ambienti ricreati. Per quanto riguarda la vegetazione, io ho seguito attentamente anche quanto è stato detto per alcune specie molto rare delle zone umide. Ecco, per quanto riguarda la vegetazione, i risultati sono stati molto diversi a seconda dell'ubicazione di queste zone ripristinate, a seconda che fossero in prossimità di biotopi preesistenti, a seconda che fossero all'interno di comprensori di pianura completamente coltivata e sterilizzata da decenni di attività, sono stati quindi veramente molto diversi. Comunque delle informazioni le potete ricavare da questa pubblicazione che è sia consultabile via internet a questo indirizzo, sia anche si può ottenere chiedendo alla Veneto Agricoltura. Ma dicevo, i risultati sono stati principalmente interessanti per gli uccelli. Pensate che per almeno 7 specie di uccelli di interesse comunitario sono state rilevate popolazioni nidificanti all'interno di queste zone superiori al 30-50% della popolazione italiana. Quindi un risultato incredibile e per almeno 20 specie,
ovviamente non solo di interesse, di specie non solo di interesse comunitario, vi sono popolazioni superiori comunque al 10% della popolazione italiana, comunque molto significative a livello regionale. Tanto che si è arrivati a delle situazioni abbastanza così divertenti o interessanti in cui vi erano letteralmente più uccelli in queste zone umide ripristinate che in altre zone umide già esistenti, come ad esempio le valli di Comacchio, sia considerando il numero di specie, sia considerando il numero di individui per ettaro, quindi la loro densità. Questo ha fatto sì che la maggior parte delle zone umide ripristinate, cioè quindi create ex novo, parliamo di zone non mantenute, ma create ex novo su terreni agricoli, siano state poi quasi immediatamente incluse nei siti Rete Natura 2000, visto che peraltro la regione Emilia-Romagna era nel 2000, all'inizio degli anni 2000, abbastanza deficitaria, era ed è comunque rimane, diciamo, quasi all'ultimo posto in Italia per superficie in percentuale rispetto al territorio regionale di siti Rete Natura 2000. Ecco, in questo modo la pianura anche è stata interessata quindi da questi siti, alcuni dei quali poi sono diventati anche dei SIC, e però di fatto il maggiore risultato, come ho avuto modo già anche di dire oggi a chi è venuto a vedere i manifesti, i 3 poster che avevo esposto, è che gli agricoltori innanzitutto hanno dimostrato che sono in grado di creare e gestire in modo efficiente ambienti per la fauna e per la flora selvatica. Questo è un risultato, diciamo che non era oggettivamente così molto sperato. In realtà, ecco, pensate come spendendo in pratica 3 milioni, poco più di 3 milioni all'anno, si riescano a mantenere oltre 4.000 ettari di zone umide, un po' per tutta la regione. Si tratta di un risultato, se considerati i costi di un progetto LIFE mediamente, che è di 1 milione di euro, ovviamente magari dura poi 2, 3, 4 anni, comunque di un rapporto, diciamo, costi-benefici molto molto interessante rispetto a ciò che producono i progetti LIFE. Io anche ho lavorato spesso su dei progetti LIFE, premetto, però ecco, mi sono trovato spesso a fare questa considerazione. Altra cosa, è stato possibile letteralmente produrre habitat e specie di interesse conservazionistico e gestionale, e da ultimo gli agricoltori hanno dimostrato che possono contribuire in maniera sostanziale all'applicazione dell'articolo 3 della direttiva Uccelli e all'articolo 10 della direttiva Habitat, che il primo proprio impone agli Stati membri, l'altro, il secondo, auspica agli Stati membri di ripristinare ambienti naturali e in particolare zone umide per gli uccelli il primo e per la biodiversità il secondo. Le normative comunitarie a cui si è fatto riferimento nel 94 e nel 95 per mettere a punto queste misure agroambientali sono appunto le direttive comunitarie sugli uccelli e sull'habitat, ma anche la legge nazionale 157 del 92 che proprio all'articolo 3, scusate, non ricordo se l'articolo 3 o l'articolo 5, comunque prescrive il ripristino di zone umide per la fauna selvatica, cosa che nessuna regione poi ha perseguito all'interno di quella legge, la cosiddetta legge sulla caccia. Poi ancora ovviamente i regolamenti comunitari che a partire dal 92, il numero 2078, sono susseguiti, e poi normative a livello regionale, chiaramente la legge regionale sulla caccia, diciamo, che anche in questo caso riprendeva, ampliava gli obblighi e gli auspici per il ripristino di zone umide, e poi il programma zonale agroambientale, successivamente poi chiamato piano di sviluppo rurale.
Ecco, quali sono queste azioni che hanno permesso il ripristino ex novo di zone umide d'acqua dolce? Una, un tempo chiamata azione di 1, poi azione 9, che aveva inizialmente una durata quinquennale, poi ora è di durata decennale, e che ebbe un certo successo in quanto all'inizio si uscì con un premio, prevedeva un premio per chi ripristinava ovviamente non solo zone umide, ma anche siepi, boschetti, filari alberati, piantate, e comunque prevedeva un premio quasi di 5 milioni di lire, diciamo circa 2.400 euro attualmente, quindi una cifra all'anno per ettaro. E si tratta quindi di un'azione che ha avuto un grande successo. Poi successivamente questo premio è diminuito, è sceso a poco più di 1.000 euro a ettaro, e nell'ultimo bando, che prevedeva solo il mantenimento, era di 550 euro a ettaro. Molte aziende non hanno però rinnovato l'impegno e stanno ad aspettare il prossimo bando. Questo perché l'importo non è considerato sufficiente per coprire alcuni costi che ci sono di gestione delle zone umide. Chi ha creato queste zone umide ha ovviamente realizzato degli argini, ha realizzato manufatti per l'adduzione e lo scarico delle acque, molto spesso si trova a dover riparare questi manufatti e gli argini a causa dei danni arrecati dalle nutrie, dai gamberi della Louisiana. Comunque interventi di manutenzione li deve fare, e poi c'è anche il canone dell'acqua da pagare annualmente ai consorzi di bonifica. Ecco, a conti fatti, purtroppo, dopo poi torneremo su questi conti. L'altra azione è quella che riguardava il ritiro ventennale dei seminativi per scopi ambientali, e lì c'erano 3 tipologie. Una, la realizzazione dei prati umidi, ovvero di superfici che dovevano essere sommerse per almeno 6 mesi all'anno, indicativamente tra ottobre e marzo, per almeno il 50% della superficie, e sulla restante superficie doveva comunque essere assicurata una superficie sommersa del 10-20% ben distribuita in modo da assicurare il successo riproduttivo della fauna che si è insediata. E poi l'altra tipologia, le zone umide permanenti, che sono arrivate ad una superficie massima di 1.100 ettari, poi molti che hanno attuato in realtà questa tipologia, che come potete capire dal nome prevede sostanzialmente la realizzazione di zone che sono permanentemente sommerse, di fronte alle difficoltà di avere dell'acqua in alcuni periodi dell'anno, ma soprattutto acqua di qualità sufficiente per non avere poi problemi, ad esempio di botulismo in periodo estivo ed altro ancora, diciamo, hanno ripiegato molto spesso sull'altra tipologia, quella dei prati umidi, ovvero delle zone umide temporanee. Ecco, l'esperienza condotta ha permesso di constatare che per queste azioni, per delle azioni o comunque delle misure agroambientali che auspicano la realizzazione ex novo di zone umide, debbono avere delle modalità di realizzazione e di gestione molto chiare, facilmente comprensibili, a prova di furbacchione, possiamo dire, ma anche a prova di idiota, insomma, che proprio possono essere facilmente seguite. Quindi è inutile andare a fare progetti incredibili, mirabolanti, quando in realtà questi devono essere attuati da agricoltori, da imprenditori agricoli. E ovviamente quindi devono avere delle indicazioni pratiche ben precise. Anche lì, difatti, le disposizioni annuali che abbiamo ridefinito ogni anno continuamente sulla base dell'esperienza e del monitoraggio hanno permesso, alla fine limando, aggiungendo e togliendo, di arrivare ad un testo finale che è abbastanza soddisfacente, che potete scaricare dal sito. L'altro fattore molto importante
che è venuto a cadere purtroppo in questi ultimi 10 anni è la certezza di accettazione della domanda in presenza dei requisiti. Fattore che è venuto a cadere in quanto inizialmente nei primi anni erano pochi gli agricoltori che facevano domande, ma un po' per tutto il piano di sviluppo rurale. Poi successivamente, aumentando molto la richiesta delle domande, ad esempio per l'agricoltura integrata ed altre misure, è stata limitata l'importo destinato a queste azioni e quindi sono stati introdotti dei criteri. L'altro fattore importante è la durata di queste misure, perché devono essere almeno di 10 anni, scusate, possibilmente di 20. Scusami. Grazie. E poi ancora abbiamo i premi che debbono essere adeguati a coprire soprattutto il mancato reddito nel tempo. Anche questo è purtroppo un requisito che è venuto mano a mano scemando nel tempo. Ad esempio per i ritiri ventennali dei seminativi il premio era inizialmente di circa 1,5 milioni di lire, era attorno ai 1400 ECU, che poi avrebbero quasi una corrispondenza agli euro, e poi è sceso a 600 euro e minacciava di scendere ancora per ettaro ad anno, parliamo. E attualmente le proposte sono di portarlo a 700 euro, però è un importo ancora insufficiente, vedremo poi. Poi i pagamenti annuali, questo è un altro fattore che ha permesso un notevole successo inizialmente, perché i pagamenti, una volta che le domande erano state fatte, arrivavano puntualmente ogni novembre. Questo è successo per una decina d'anni e quindi queste misure hanno avuto un notevole successo e insomma, riscuotevano notevole fiducia. E poi ancora un'adeguata informazione e divulgazione delle tecniche di gestione per risolvere, per aiutare nei problemi di gestione di questi ambienti. A questo riguardo la Regione, soprattutto in collaborazione con la provincia di Bologna, che era particolarmente interessata dalla realizzazione di queste zone umide, è stata la provincia con la maggiore superficie di zone umide ripristinate, e ha preparato nel 96 e poi nel 2000 questi due opuscoli che trattano delle tecniche da utilizzare per la realizzazione e la gestione di zone umide di varie tipologie. Cosa è successo? Ovviamente gran parte delle zone umide realizzate ricadono all'interno di ambiti in cui si svolge l'attività venatoria, anzi le aziende faunistico-venatorie erano definite tra le zone prioritarie, in quanto nelle aziende faunistico-venatorie vi è una pressione venatoria inferiore e vi è un obbligo da parte del concessionario di gestire l'azienda con dei criteri naturalistici, diciamo, comunque di particolare attenzione per la conservazione e lo sviluppo delle comunità faunistiche di interesse conservazionistico. Ecco, in realtà appena il 26% di queste zone umide sono state realizzate all'interno di OSE di protezione e di altre tipologie di aree protette, il 5% all'interno comunque di altre zone senza caccia, e sono proprio queste zone che hanno risentito negli ultimi anni delle maggiori criticità, poiché non vi era questa sinergia che vi è stata per le altre zone, ad esempio con l'attività venatoria. Questo interesse, no? In molte zone gli agricoltori che hanno realizzato queste zone partecipano anche, sono soci o sono concessionari dell'azienda faunistico-venatoria, oppure hanno appostamenti fissi per la caccia e quindi hanno degli interessi. Negli altri casi, là dove non ci sono agriturismi o comunque non ci sono attività che insistono su queste zone e quindi le uniche entrate consistono nel premio annuale, diciamo che vi sono state delle difficoltà crescenti quando hanno cominciato ad esempio a circolare offerte da noi
di affitti per 1.000 euro e anche oltre, si è arrivati a 1.200 euro a ettaro all'anno per la coltivazione, per coltivazioni per le biomasse. Lo stesso per fare centrali fotovoltaiche, ecco, quindi vi è stata così un'offerta, ma anche per lo spandimento di fanghi, di liquami, si è arrivati ad avere sul mercato delle offerte che erano di gran lunga superiori ai premi che potevano essere ottenuti, e questo è ciò che ha progressivamente bloccato dal 2004-2006 le nuove domande, cioè ha fatto sì che non vi fossero nuove domande. Ma vi sono anche problemi che ovviamente fanno sì che siano in pericolo anche i rinnovi. Pensate che da prossimo anno, anzi dall'ottobre di quest'anno, verranno a scadere gli impegni ventennali dei primi impegni fatti nel 94 e quindi ci sono imprenditori agricoli che adesso si trovano lì di fronte al dilemma di cosa fare con queste zone umide che hanno 20 anni, in alcuni casi sono all'interno di siti Rete Natura 2000, in molti casi sono al loro interno sono presenti habitat di interesse comunitario, habitat di specie di interesse comunitario, quindi minimo occorre fare una valutazione di incidenza per eliminare questi ambienti, o comunque si va anche in considerazione del decreto mi pare il 125 del luglio 2011, con cui è stato introdotto anche sono state introdotte sanzioni penali per chi arreca danni ad habitat e a specie di interesse comunitario, cioè, si presenta un grosso problema. E molti di questi agricoltori, di fronte al fatto che i premi sono così, anche in questo nuovo PSR, le proposte sono ad esempio di 700 euro per ettaro, insomma si sentono un poco incastrati, e ovviamente quelli con cui io ho avuto a che fare, insomma non dico mi tirino degli accidenti, ma probabilmente peggio. E, ecco, vediamo, ecco, si sono aggiunti anche ritardi di pagamenti a un certo punto a partire dal 2008, poiché vi sono state introdotte nuovi sistemi di controllo delle superfici che hanno fatto sì che queste superfici interessate da misure agroambientali non fossero definibili da chi non ha esperienza nella fotointerpretazione così facilmente. E poi soprattutto pochi bandi, scarsamente pubblicizzati, la mancanza di sinergie aziendali di cui vi dicevo e le offerte più allettanti che arrivano da ogni parte. Insomma siamo quindi caso di dire, come ha detto qualcuno, che dopo il dolce adesso siamo all'amaro, vediamo cosa si riuscirà a fare. Questa è la nostra storia per l'Emilia Romagna. I giochi ovviamente non sono chiusi. Ecco, grazie.